Pensiero del giorno mercoledì 4 dicembre. Perché tutti siano una cosa sola, perché il mondo creda. Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 21. Questa parola di vita è tratta dall'ultima preghiera di Gesù, che rivela i sentimenti più profondi e il desiderio più ardente del suo cuore. L'unità tra tutti i suoi per la salvezza del mondo. Come viverla? Facendo sempre più la nostra parte per realizzare il desiderio di Gesù. E in che modo? Innanzitutto vivendo la sua parola, che continua a trasmettere attraverso i successori dei suoi apostoli, come ci dice Gesù, e in particolare vivendo la parola dell'amore reciproco, il compendio delle sue parole con cui facciamo la nostra parte perché esista l'unità. Un tale amore modellato e radicato nell'amore di Gesù, chiesto da Lui poco prima di dare la vita per noi, richiede quelle disposizioni interiori che sono più necessarie per costruire l'unità. L'umiltà, il saper morire a se stessi, il saper perdere mettendo da parte i propri gusti e le proprie opinioni personali, il saper ascoltare l'altro, il saper accogliere l'altro, il saper perdonare l'altro, vedendolo con occhi nuovi, il saper camminare insieme e così via. Se ci lasciamo guidare da questi sentimenti di Gesù, a partire dalle nostre famiglie, dai nostri ambienti di lavoro, dalle nostre comunità ecclesiali, non tarderemo a vedere intorno a noi quei meravigliosi frutti di unità che Gesù tanto attende. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita, gennaio 1990. Parola di vita, dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.